Allora, egregi colleghi, autorità, pregiatissimi ospiti, esattamente 70 anni fa l'Assemblea Costituente approvò la proposta emendativa dell'onorevole Tiziano Tessitori, che riconobbe al Friuli Venezia Giulia lo statuto speciale di autonomia. Con quell'atto venne formalmente concepita la nostra regione autonoma, anche se dovettero trascorrere altri 15 anni perché vedesse concretamente la luce. Oggi in quest'Aula celebriamo quel risultato determinante per la nostra storia e ricordando la complessa situazione in quel momento storico, comprendiamo la lungimiranza del pensiero e dello sguardo politico di colui che è riconosciuto come il padre della nostra regione. Tessitori conseguì quel risultato dopo aver aperto il confronto sull'autonomismo friulano già nel luglio del 1945 con 3 articoli pubblicati sul quotidiano Libertà del Comitato di Liberazione Nazionale e con la fondazione dell'Associazione per l'Autonomia Friulana. Una posizione, la sua, che traeva forza anche dall'incarico conferitigli dal Presidente del Consiglio De Gasperi di illustrare alla Costituente la posizione regionalista della Democrazia Cristiana nella stesura della Carta Costituzionale, con le autonomie regionali e soprattutto quelle speciali che vengono pensate come correttivo all'esasperato centralismo statale portato al suo culmine nel ventennio fascista. E non dimentichiamo che in questo contesto nacque anche l'articolo 6 della Costituente sulla tutela delle minoranze linguistiche, che poi rimase inattuato per 50 anni, fatta eccezione per le parziali attuazioni riconosciute alla Valle d'Aosta e all'Alto Adige. Negli articoli pubblicati nel luglio del 1945, poco più di 2 mesi dopo la liberazione, Tiziano Tessitori manifesta apertamente il proprio pensiero su alcune questioni dirimenti: la contrarietà alla politica statale centralizzatrice e alla conseguente uniformità legislativa, la riforma dello Stato in senso autonomistico costruito sulle regioni e sui comuni, con le province abolite alle quali si mantenevano alcune funzioni come organi burocratici delle regioni, il riconoscimento del Friuli come entità regionale nella buona battaglia da condurre nella riforma dello Stato italiano sul piano del decentramento dei poteri. L'istanza autonomista si saldava con gli interessi preminenti di carattere internazionale legati al Trattato di pace e la regione si sarebbe dovuta chiamare Friuli Venezia Giulia. La contrarietà espressa nella seconda sottocommissione da socialisti e comunisti venne contestata apertamente da Pierpaolo Pasolini, convinto regionalista che sosteneva come in una regione così cosciente di sé come la friulana si distrugge lo spirito nazionalistico e si coltivano problemi come il federalismo europeo. Il 1 febbraio 1947 la Commissione dei 75 per la Costituzione prese in esame la regione Friuli Venezia Giulia ed in quella sede, per la prima volta, affiorò l'ipotesi di dare al Friuli uno statuto speciale. Tiziano Tessitori si inserì nel dibattito sull'articolo 108 emendando la proposta dell'onorevole Pecorari di Trieste che prevedeva l'istituzione della regione Giulio-Friulana e di Zara. Propose il mantenimento della denominazione Friuli Venezia Giulia, prendendo atto delle condizioni poste dal Trattato di pace che lasciava all'Italia soltanto una piccola parte della Venezia Giulia. Quanto ai motivi che giustificavano la concessione dello Statuto speciale, Tessitori non riteneva sufficiente il riferimento alle minoranze linguistiche della regione, tanto che nel suo intervento in aula sottolineava: ritengo sia necessario e politicamente opportuno la distensione nei rapporti internazionali, offrendo ai nuovi amministratori una organizzazione che possa servire come strumento di pacificazione con il popolo vicino. Parlando da italiano e da friulano alla massima assemblea del mio paese, parlo con la sensibilità che il mio popolo friulano ha dei rapporti con il mondo slavo. Le mire espansionistiche saranno superate quando sapremo dare, attraverso la regione autonoma, prova della nostra decisa volontà di collaborazione tra i popoli. Dopo l'approvazione, Tessitori riconobbe che il risultato fu un compromesso rispetto alla primitiva proposta di autonomia per il Friuli, che veniva unito alla Venezia Giulia, una scelta che ancora oggi solleva confronti e dibattiti,
ma che lui assunse come l'unica opportunità che si poteva cogliere per affermare l'unicità e la specialità della dimensione territoriale friul-giuliana, in ciò confortata dall'adesione di Don Sturzo a questa aspirazione. Tessitori, con la finezza di intuito che gli era propria e con l'autorevolezza che gli derivava dalla lunga militanza politica e dalla riconosciuta indipendenza di giudizio, aveva saputo esprimere sentimenti e attese dell'elettorato friulano e più in generale aspettative di autonomia e di autodeterminazione delle identità storico-culturali e delle popolazioni di questa complessa porzione d'Italia. E con questo intervento cedo ora la parola a Michele Tessitori, Meloni Tessitori, ovviamente, per il suo intervento. Grazie Presidente, grazie a tutti voi. Siamo grati a questo Consiglio perché oggi si ritrova unito a condividere una scelta solitaria, molto avventurosa, quasi impossibile, di 70 anni fa. Una scelta messa al riparo dalle buone ragioni della storia, oltre ogni steccato ideologico o divisione contingente. Questo riconoscimento avviene nel luogo più prezioso della specialità regionale, nel cuore pulsante del nostro sistema delle autonomie, avviene qui tra voi, che con la vostra passione, il vostro impegno, ispirate le decisioni del nostro vivere di comunità consapevole. Sono presenti di fatto tutte le forze politiche qui. Allora non fu proprio così. Sono presenti i partiti. Allora non fu proprio così, anzi. Però allora Tessitori ebbe dalla sua personalità, che erano espressioni di schieramenti anche fieramente opposti, seppe unire un sentimento popolare diffuso, silenzioso, orgoglioso, poco manifestato, alla determinazione di figure convinte di affermare una buona idea. Oggi si avverte ancora il bisogno di scelte coraggiose. Non vi sfugge il desiderio e il disincanto dell'opinione pubblica. E dunque ascoltare e difendere fino in fondo la specialità, che è ciò che dà ancora un senso a questa comunità regionale. Ecco, questa potrebbe essere una scelta che sta a voi, non più solitaria, come capitò a Tessitori, forse sia ancora avventurosa e ancora una volta possibile. Vi ringrazio. Grazie. E adesso lascio la parola alla professoressa Lucia Comelli che ci terrà una lezione sulla figura, sull'opera, insomma, di Tiziano Tessitori. Prego, professoressa. Anzitutto consentitemi di ringraziare il Presidente del Consiglio regionale, Franco Jacob, per aver voluto commemorare questa ricorrenza e avermi invitato oggi qui con voi, consiglieri, autorità tutte, cittadini, a ricordare una pagina fondamentale della nostra storia, precisamente quella scritta dall'Assemblea Costituente il 27 giugno del 1947, che quel giorno inserì il Friuli Venezia Giulia tra le regioni a statuto speciale. Vi invito, il mio compito oggi è quello di illustrare brevemente, qualche breve approfondimento lo troverete poi in nota se vorrete leggerle, a ricordare brevemente come si giunse a quel voto e le ripercussioni che tale decisione ebbe in Friuli. Dobbiamo tornare, vi invito a tornare insieme a me, indietro ancora di 2 anni. Siamo nel 1945,
a conclusione della Seconda Guerra Mondiale. L'Italia e il nostro territorio con l'Italia si trova davanti a tutta una serie di problemi economici, sociali, politici immensi. Tra tutte queste difficoltà riemerge nella popolazione una precisa consapevolezza della propria identità culturale, che si manifesta in una rinascita della cultura e a livello politico soprattutto nella battaglia per la ricostituzione della patria del Friuli e dell'autonomia regionale. A dare inizio alla battaglia fu l'avvocato Tiziano Tessitori, che dopo una pausa durata 20 anni, gli anni del regime fascista, dà vita ad un dibattito ponendo con forza una questione a suo avviso cruciale per il futuro del Paese e per il nostro territorio. Quella cioè di un'ampia riforma autonomistica che lasciasse spazio al proprio interno alla ricostituzione di una regione friulana. Perché una questione cruciale? Perché secondo Tiziano Tessitori solo attraverso una profonda riforma in senso autonomistico dello Stato il nostro Paese poteva realmente trasformarsi in un Paese democratico. Come lui scriverà in un breve saggio uscito a puntate, per così dire, su Libertà, che era il quotidiano del Comitato di Liberazione Nazionale della provincia, se democrazia significa governo di popolo, cioè governo dal basso, autogoverno, noi neghiamo che in Italia ci sia mai stata una democrazia. Anche prima del fascismo, con i governi liberali, le decisioni venivano tutte prese dal centro e poi trasmesse alla periferia tramite i prefetti. Quindi Tiziano Tessitori non auspicava soltanto un decentramento in senso amministrativo, ma attribuiva alle regioni competenze legislative e soprattutto un duplice compito politico, quello di preparare una classe politica competente, laddove competente significa responsabile nei confronti degli elettori. E questa responsabilità gli amministratori non la possono sentire se non rispondono a chi li ha eletti e se non hanno ovviamente la possibilità di prendere in assoluta indipendenza e autonomia le proprie decisioni. L'altro versante di questo compito politico, di questa questione squisitamente politica, è quella di far uscire il nostro popolo, la nostra gente, dalla minorità, cioè da una situazione di sudditanza plurisecolare. Con questi intendimenti, nello stesso frangente, il 29 luglio, fonda l'Associazione per l'autonomia friulana, di cui entrano a far parte molti intellettuali di valore del tempo, come Giuseppe Marchetti, Gianfranco Daronco, Alessandro Vigevani, Pierpaolo Pasolini, ma assieme a questi uomini di valore ci sono friulani di ogni estrazione sociale, come ha messo bene in luce in un articolo sul Corriere del Friuli, comparso sul Corriere del Friuli nel dicembre dell'anno stesso del terremoto, del 1976, Gianfranco Ellero. Quindi ci sono contadini, operai, casalinghe, artigiani, commercianti, impiegati, liberi professionisti, sacerdoti, studenti universitari e pensionati. L'associazione nei mesi successivi attuava un grande lavoro per diffondere l'idea regionalistica, pur rimanendo questa idea fino alla fine del 1946 patrimonio di ambienti ristretti. Questo anche per l'atteggiamento ostile o quantomeno diffidente dei partiti politici. L'unica forza politica ad aver aderito pienamente fin dall'inizio alla lotta autonomistica era stato il Partito Repubblicano.
soprattutto nella figura di un suo leader locale, che era l'avvocato Antonio Allatere. Quello che dispiaceva maggiormente a Tiziano Tessitori, e ne fanno fede le lettere intercorse tra lui ed alcuni esponenti locali della DC, è l'iniziale ritrosia da parte della DC ad aderire a questa battaglia, malgrado l'eredità del Partito Popolare, di cui la DC si riconosceva erede, quel Partito Popolare di cui Tessitori era stato leader, che già nel primo dopoguerra aveva portato avanti questo obiettivo, quello cioè di una profonda riforma dello Stato in senso autonomistico. Ed è proprio questo dispiacere che porta il Tessitori a non iscriversi inizialmente alla DC e a rifiutare ogni incarico pubblico. Solo qualche tempo dopo, profilandosi all'interno del partito stesso, in alcuni suoi esponenti, di un atteggiamento più favorevole all'autonomia friulana, Tiziano Tessitori si iscrive consapevole che soltanto con l'appoggio di una forza politica di rilievo avrebbe potuto realizzare il suo progetto. Ed effettivamente il 2 giugno 1946 Tiziano Tessitori viene eletto deputato all'Assemblea Costituente. Del resto, le preoccupazioni sulle possibili ripercussioni dell'autonomia friulana a livello politico internazionale erano espresse a nome della DC da Schiratti, dall'avvocato Guglielmo Schiratti, al Tessitori, erano ampiamente condivise dall'opinione pubblica e non soltanto friulana. Ricordiamo che nel 1945 il confine orientale era totalmente incerto. Una prima sistemazione, infatti, a tale confine venne data solo nel febbraio del 1947, quando il 10 del mese, appunto, l'Italia firmerà il trattato di pace. Quindi la preoccupazione era quella che costituire una regione friulana avrebbe isolato dal resto, ancor di più dal resto del paese, quanto della Venezia Giulia il trattato di pace avrebbe riconosciuto all'Italia. La breve vita della regione friulana a statuto ordinario. Il riconoscimento popolare di questa lotta fu sancito dal congresso della filologica friulana il 29 settembre, congresso annuale, il 29 settembre del 1946. In quell'occasione fu votato un ordine del giorno in cui si auspicava la ricostituzione della piccola patria così come era stata consacrata da secoli di storia. Intanto, perché piccola patria? Dunque, se il termine patria del Friuli risale al Medioevo, al patriarcato, piccola patria diventa il Friuli dopo che viene annesso alla più grande patria che è lo Stato, il Regno Italiano. Questo fisionomia della piccola patria significava riconoscere l'autonomia di un territorio che andava dal Timavo all'Ivenza e comprendeva al proprio interno i territori Udine e il territorio Gorizia con Monfalcone, Pordenone, Portogruaro e diciamo che questo ordine del giorno verrà poi trasformato in un comunicato che riceverà molte adesioni e sempre sotto gli auspici della società filologica friulana presso la Camera di Commercio si costituirà un comitato di studio composto tra insigni studiosi friulani che esporrà, diciamo, gli esiti di questa loro ricerca in un volumetto, in un opuscolo, La Regione del Friuli, che distribuita, notificata agli esponenti della seconda sottocommissione, servì a dare alle richieste regionalistiche friulane un solido fondamento. Che cos'era questa seconda sottocommissione? Allora rendiamoci conto di come i primi mesi di vita l'Assemblea Costituente esprime una commissione di studio, la Commissione dei 75, incaricata di scrivere
un progetto di Costituzione. E questa commissione dei 75 si articolava in 3 sottocommissioni. La seconda sottocommissione era quella incaricata di scrivere la parte della Costituzione relativa al futuro ordinamento dello Stato. Quindi dicevo che la seconda sottocommissione, il 18 dicembre 1946, iscrive il Friuli Venezia Giulia tra le regioni a statuto ordinario. Voi vedete come il nome stesso dato alla regione, Friuli Venezia Giulia, esprime l'interesse prevalente all'interno dell'Assemblea Costituente, cioè messo in ombra l'autonomia regionale come strumento di emancipazione del territorio, quelli che prevalgono sono soprattutto interessi politici più generali, quali la collocazione dell'Italia all'indomani del Trattato di pace e il futuro di Trieste. Significativo in tal senso l'intervento dell'onorevole DC Giovanni Uberti, il quale, pur essendo veneto, era nato a Verona, si dichiara favorevole all'autonomia regionale, in quanto in una futura regione Friuli Venezia Giulia, con capoluogo Trieste, il territorio giuliano avrebbe potuto meglio legarsi alla restante parte, diciamo, del paese. Comunque sia, il riconoscimento di una regione friulana stimolò le posizioni autonomistiche in Friuli, e il 19 gennaio del 1947 nacque una nuova formazione politica, il Movimento Popolare Friulano per l'Autonomia Regionale, di cui fecero parte studiosi come Pierpaolo Pasolini, Gianfranco Daronco, ne fu il segretario, Chino Ermacora, Luigi Ciceri e Alessandro Vigevani. A 20 anni di distanza, in un suo articolo comparso sul Messaggero Veneto il 27 giugno del 1967, Tiziano Tessitori così ricordava questi giovani animosi. Erano quasi tutti, insomma, tra i 20 e i 30 anni. E ne fa fede anche l'immagine di Pasolini a quel tempo. Giovani animosi, non sempre prudenti assertori delle loro idealità, ma spregiudicatamente liberi da ogni legame con i partiti politici. Essi, richiamandosi alle caratteristiche etniche, linguistiche, storico-psicologiche della gente friulana, anche in relazione ai futuri sviluppi dei rapporti con i popoli confinanti, proclamarono la convenienza di una più larga autonomia per il Friuli. Allora, il Movimento Popolare Friulano produsse un foglio quindicinale scritto in lingua italiana e diffuso come inserto di un nuovo giornale che era Patria dal Friul, iscritto invece integralmente in friulano e legato al nome di un insigne sacerdote e intellettuale della nostra storia, Giuseppe Marchetti, Prebeppo per gli amici. Quando quindi gli autonomisti interpellarono sulla questione dell'autonomia i partiti politici, si creò un comitato per l'autonomia regionale composto da democristiani, azionisti, repubblicani e, a titolo personale, anche qualche socialista. Ne assunse la presidenza Tiziano Tessitori. Sempre per iniziativa di Tiziano Tessitori, dopo un comizio tenuto al Teatro Puccini, un memorabile comizio tenuto da Tiziano Tessitori al Teatro Puccini, tra l'altro questa fu l'occasione per una prima sortita pubblica del Movimento Popolare Friulano. Dopo questo comizio anche il Consiglio Comunale di Udine aderì al progetto, diciamo, dell'autonomia. Il 1 febbraio del 1947 la Commissione dei 75 in seduta plenaria
decise però di rimandare la decisione sul futuro amministrativo del Friuli all'Assemblea Costituente in seduta plenaria. C'è da dire che in questa circostanza affiorò per la prima volta l'idea la proposta di dare al Friuli uno statuto speciale. Proponente fu un deputato di destra, l'onorevole monarchico Gustavo Fabbri. Qualcun altro ne sostenne la proposta, per esempio l'onorevole Togliatti, ma appunto la Commissione decise di rimandare la decisione all'Assemblea Costituente e quindi accanto alle 4 regioni a statuto speciale già decise, diciamo così, tra parentesi si pose il nome di questa nuova ipotetica regione, Friuli Venezia Giulia. E arriviamo al momento che più ci interessa. Il 27 maggio del 1947 l'Assemblea Costituente in seduta plenaria comincia ad esaminare l'articolo 5 della Costituzione. Dunque l'articolo 5 era quello che disegnava le autonomie locali e quindi fissando le prerogative delle regioni, delle province e dei comuni. Ad aprire la discussione fu Tiziano Tessitori, per volontà dello stesso Don Sturzo, illustrando la posizione della Democrazia Cristiana sulle autonomie regionali. Esattamente un mese dopo, il 27 giugno 1947, partendo dalla tarda mattinata, iniziò quella discussione che si rivelò decisiva per la creazione della regione Friuli Venezia Giulia. Fu infatti quella l'occasione in cui Tiziano Tessitori, al termine di una discussione non facile, riuscì a provocare il voto favorevole dell'Assemblea che inserì il Friuli Venezia Giulia tra le 5, a questo punto, regioni a statuto speciale, assieme appunto alla Sicilia, alla Sardegna, alla Valle d'Aosta e al Trentino Alto Adige. Alcuni fogli di appunti presenti tra le carte del Tessitori ci permettono di ricostruire queste ore cruciali per l'autonomia friulana così come le visse il protagonista. Dunque Tiziano Tessitori arrivò a Roma il giorno precedente alla votazione e alle 11, verso le 11 del 26 giugno, raggiunse Montecitorio, dove gli amici Schiratti e Fantoni lo informarono che l'autonomia friulana era in pericolo. Infatti il comitato di coordinamento, che era l'organo direttivo della Commissione dei 75, quella cioè che scriveva il progetto di Costituzione, aveva deciso di proporre di dar luogo per ora, cioè di dar vita per ora, alle sole regioni storiche, cosiddette storiche, quindi al Veneto e non al Friuli. E questo per evitare un lungo e animato dibattito sulla proposta di creare nuove regioni, come il Salento, l'Emilia Lunense, sono andata a vedere che cosa fosse mai, insomma l'Emilia occidentale collegata al porto della Spezia, e lo stesso Friuli Venezia Giulia. E questa tesi era stata peraltro caldeggiata vivacemente dall'onorevole Piccioni e dagli altri deputati democristiani all'interno del comitato, e il fatto irritò moltissimo Tiziano Tessitori, lo dice lui stesso, insomma. Questi, diciamo, colleghi deputati non avevano avuto l'elementare delicatezza di sentirci prima di assumere un atteggiamento su un problema che ci riguarda direttamente e che compromette il partito in Friuli. A Fantoni e Schiratti, e anche a Gortani, nel frattempo intervenuto, esprimo molto vivacemente il mio disappunto, e poiché Don Sturzo mi aveva scritto che passassi da lui per un colloquio a proposito dell'autonomia regionale friulana, dico loro che non ci sarei andato e che mi riservavo libertà d'azione. I colleghi mi consigliano a non drammatizzare, assicurandomi la loro solidarietà, e quindi lo convincono invece a telefonare a Don Sturzo e a fissare l'appuntamento richiesto. Per cui l'indomani mattina Tessitori, insieme a Fantoni, Schiratti, Gortani, si reca da Don Sturzo nella sua abitazione per un colloquio che si rivelerà molto cordiale, perché Don Sturzo promette di appoggiare le richieste autonomistiche dei friulani.
Al termine di questo colloquio, subito Tiziano Tessitori telefona al professor Gaetano Pietra, che poi era il presidente della Camera di Commercio di Udine, invitandolo a venire subito a Roma con gli avvocati Candolini e Livi. Prima della seduta pomeridiana, che iniziava alle 17, Tessitori e gli altri deputati friulani si trovano per decidere il da farsi. Era in discussione l'articolo 108 del progetto di Costituzione, il cui secondo comma, che adesso è diventato un articolo a sé stante, il 116, elencava le regioni a statuto speciale. Si trattava cioè di aggiungere, come vi avevo anticipato, il Friuli alle 4 regioni a statuto speciale già approvate. A questo riguardo si era saputo, fatto imprevisto e improvviso, che l'onorevole Fausto Pecorari, che era un deputato democristiano di Trieste, aveva deciso di di presentare un emendamento in cui si chiedeva la concessione dello statuto speciale alla zona orientale del paese, con la denominazione di Regione Giulio-Friulana e Zara. Il Tessitori commenta nel suo diario: è chiaro che in questo modo l'onorevole Fausto Pecorari rivendica per l'Italia quelle regioni che il trattato di pace le toglie. Stiamo parlando dell'Istria e della città di Zara. Vista la situazione, Tiziano Tessitori e gli altri, i deputati friulani, avrebbero voluto far slittare la discussione sul futuro amministrativo del Friuli, allorché si fosse invece discusso sulle regioni a statuto ordinario. Ma la cosa non fu possibile. Non fu possibile perché l'onorevole Pecorari si rifiutò di ritirare l'emendamento e lo stesso onorevole Umberto Terracini, che era poi il presidente della Commissione dei 75, si mostrò molto favorevole alla concessione dell'autonomia speciale al Friuli, comunicò a Tessitori che la maggioranza del comitato di coordinamento era del suo parere e che lo stesso ministro degli esteri, Conte Carlo Sforza, sosteneva questo tipo di soluzione. Quindi Umberto Terracini si sarebbe opposto in modo pregiudiziale ad uno slittamento della discussione sul Friuli Venezia Giulia. Dunque, la situazione era molto imbarazzante per i deputati friulani, come ricorda Tiziano Tessitori nel succitato articolo sul Messaggero. Essi, si trovarono nella strana posizione di non poter né aderire all'emendamento Pecorari né contrastarlo. Non potevano aderirvi per il suo significato politico, non potevano contestarlo contenendo esso, nonostante tutto, un'affermazione regionalistica. Astenersi poi sarebbe stata una scelta incomprensibile per l'opinione pubblica friulana. Perciò, messi alle strette e considerato che in definitiva lo statuto lo avremmo elaborato anche noi insieme agli amici friulani, di comune accordo decidono di presentare una correzione all'emendamento Pecorari che muti la denominazione da lui proposta di Regione Giulio-Friulana e Zara in un'altra denominazione, Friuli Venezia Giulia, permettendo così, ai sensi del regolamento stesso dell'Assemblea, al Tessitori di intervenire per richiedere l'autonomia particolare. E Tessitori quindi si trova davanti all'Assemblea a illustrare il significato della correzione da lui proposta. Anzitutto l'emendamento in questa sua nuova forma non sarebbe andato contro gli accordi già stipulati dall'Italia con la Jugoslavia nel trattato di pace, diciamo. E tuttavia, diceva il Tessitori, la Camera non può sottovalutare la delicatezza della questione del confine orientale. Quindi, secondo Tessitori, era necessario concedere l'autonomia speciale, non in forza di un presunto carattere mistilingue del Friuli Venezia Giulia, al pari di quanto era accaduto per la Valle d'Aosta piuttosto che per il Trentino Alto Adige,
perché in realtà la componente slovena era assolutamente minoritaria, meno di 10.000 persone e concentrata per lo più nella città di Gorizia e nei dintorni. Si trattava però di offrire uno strumento ai friulani, abituati da secoli ad intrattenere buoni rapporti con il mondo slavo, offrire uno strumento per emanare qualche disposizione, soprattutto linguistica, a favore di queste minoranze, come strumento di pacificazione tra la Jugoslavia e l'Italia. Il Tessitori finiva il suo discorso affrontando quella che a suo avviso era la maggiore obiezione alla concessione dello statuto speciale. Ed era il timore che, differenziando l'ordinamento amministrativo del Friuli rispetto a quello della maggioranza delle altre regioni in Italia, questo avrebbe potuto, e cito, costituire pretesto, se non argomento, alle correnti nazionalistiche slave per pretese su queste italianissime terre. A chi nutriva questa preoccupazione, l'oratore replicava che le mire espansionistiche non muoiono negando una Costituzione ad una terra che ha le caratteristiche per ottenerla. Invece si potevano superare quando noi, con serietà, daremo attraverso la nostra legislazione e soprattutto la sua applicazione la prova della nostra decisa volontà di collaborazione tra i popoli. Il discorso di Tessitori era stato molto efficace e lo dimostra il fatto che l'Assemblea votò a favore nella sua quasi totalità. Tessitori infatti aveva saputo dare un ampio respiro al problema dell'autonomia friulana, collegandolo con il problema di una pacifica risoluzione della questione del confine orientale. Dunque il voto che oggi noi commemoriamo, il voto del 27 giugno 1947, segnava la nascita di una nuova regione, il Friuli Venezia Giulia, formata dalle due province di Udine e Gorizia. Avrebbe dovuto iniziare la sua vita il 1° gennaio del 1948, se nel frattempo non fossero intervenuti altri eventi. E questi eventi sono legati anzitutto alla reazione profondamente negativa dell'opinione pubblica friulana dopo la votazione, alla notizia del voto dell'Assemblea Costituente. E Tessitori lo aveva previsto nel suo diario. La concessione dello Statuto speciale sollevò in Friuli una ondata di proteste. Pressoché unanime fu tra le forze politiche locali l'opposizione alle decisioni dell'Assemblea Costituente. In un periodo infatti in cui si inaspriva la guerra fredda, ponendo fine nel nostro Paese ai governi di coalizione, in un momento in cui si riversava sul nostro territorio la marea dei profughi istriani e dalmati, profondamente diffuso era il timore di offrire ulteriori pretesti alle rivendicazioni nazionalistiche jugoslave. Alla protesta dei partiti si associò la quasi totalità degli enti culturali e economici del Friuli, a partire dall'ordine degli avvocati e dei procuratori della provincia di Udine, da cui prontamente Tessitori si dimise. Ma così fece l'associazione, l'ordine degli industriali, così fece l'associazione agraria friulana, l'associazione dei commercianti, gli insegnanti medi. Tale protesta, come ebbe a ricordare l'avvocato Mario Livi, che ne fu leader, trovò occasionalmente uniti gli avversari di ogni riforma in senso regionalistico a coloro che per il Friuli auspicavano una trasformazione amministrativa, ma sempre nell'alveo nei limiti di uno statuto, ordinario, ravvisando invece nella specialità un gravissimo rischio per queste terre. L'insurrezione contro il voto, in particolare, aveva messo la DC in una situazione di gravissimo imbarazzo. La DC aveva sostenuto la battaglia autonomistica dei friulani, ma sempre nei limiti di uno statuto, simile a quello della gran parte delle regioni italiane. È significativo, io riporto in nota alcune affermazioni di Agostino Candolini, che il 9 luglio
sollecita un impegno forte da parte di tessitori e di fantoni perché escludano dall'applicazione della specialità il carattere mistilingue della regione e quindi di territorio contestato della regione Friuli Venezia Giulia. Comunque, malgrado i dissensi interni, la democrazia finì per sostenere ufficialmente i suoi deputati e anche alcuni uomini del Partito Repubblicano, primo tra tutti l'avvocato Allattere, si dichiararono soddisfatti dello statuto speciale. Nel frattempo, il 29 ottobre 1947, l'Assemblea Costituente, prima di passare ad esaminare l'articolo 123, che oggi è il 131 della nostra Costituzione, cioè quello che si occupa delle regioni a statuto ordinario, approvava un ordine del giorno per cui si tendeva a costituire soltanto le regioni storico-tradizionali, cioè quelle in qualche modo riconosciute dall'amministrazione dell'Italia post-unitaria, quindi il Veneto e non il Friuli. Commenta Tessitori nel succitato articolo pubblicato dal Messaggero. Questa deliberazione preliminare avrebbe impedito ai friulani di proporre l'inserimento della loro regione a statuto normale ed oggi non avremo la regione sotto nessuna specie, il Friuli farebbe ancora parte del Veneto. Quindi Tiziano Tessitori aveva immediatamente intuito l'alternativa e dovendo scegliere tra la normalità con il Veneto e la specialità con la Venezia Giulia optò saggiamente per questa seconda opzione. Il giorno successivo, ancora, il 30 ottobre 1947, nella fase finale della discussione sul regionalismo, un gruppo di deputati regionalisti orientati a sinistra chiesero una revisione della decisione presa a giugno, reputando che essa fosse il frutto dello shock determinato nell'opinione pubblica dalla perdita della Venezia Giulia e che questa decisione contrastasse con la nuova situazione resa possibile dalla firma del Trattato di pace. Questa proposta, unita, diciamo che l'Assemblea Costituente accettò questa proposta tenendo anche conto della reazione negativa alla sua decisione precedente dell'opinione pubblica friulana e quindi votò la famigerata 10ª norma transitoria. La 10ª norma transitoria di fatto congelava lo statuto speciale e inseriva il Friuli Venezia Giulia ad interim tra le regioni a statuto ordinario. Come molti hanno osservato, questo significò concretamente un ritardo nell'attuazione della nostra regione di 15 anni. Avrebbe dovuto iniziare infatti a vivere il 1° gennaio del 1948. Invece nascerà solo nel gennaio del 1963, quando venne approvato con legge costituzionale il suo statuto, per poi iniziare a funzionare nel maggio dell'anno successivo. Consentitemi infine, dopo questo excursus storico, un'osservazione di carattere personale. Io sono profondamente convinta che le vicende successive della Regione abbiano mostrato la giustezza della posizione di chi come Tessitori vedeva nell'autonomia un imprescindibile strumento di crescita economica, sociale e politica della nostra gente. Nonostante si sia discusso molto e si discuta ancora sui limiti, sulle modalità, della sua attuazione, essa fu essenziale per il Friuli Venezia Giulia. Pensiamo a come la nostra regione seppe gestire la propria ricostruzione dopo il terremoto del 1976 e nello stesso tempo crescere anche grazie ad una legislazione speciale che attribuiva ai comuni, dunque ai sindaci, la responsabilità di individuare tempestivamente le necessità più urgenti della popolazione e gestire le risorse disponibili, quindi ricostruzione e anche crescita. E l'ultimo mio pensiero è questo: come Tessitori aveva pensato ed espresso in quel suo primo intervento su Libertà, sul quotidiano del Comitato di Liberazione Nazionale Provinciale, l'autonomia avrebbe veramente contribuito in modo fondamentale alla crescita
e lo abbiamo visto appunto in particolar modo nella costruzione di una classe politica responsabile. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie professoressa per questa lezione e per la conclusione sulla responsabilità della politica rispetto ovviamente all'opera che Tessitori ha iniziato con questa data. Dalla platea mi incaricano di fare un omaggio floreale. Grazie, che meraviglia. C'è motivo. E poi a nome del Consiglio regionale un sigillo che ricorda ovviamente il Consiglio regionale. Grazie. Grazie veramente. Bene, ovviamente ringrazio tutti gli intervenuti a questa commemorazione. Come dicevamo, è un semplice momento, ci auguriamo significativo nei contenuti e soprattutto significativo nel ricordo della figura di Tiziano Tessitori e del riconoscimento da parte del Parlamento italiano, in quell'occasione della Costituente, dell'autonomia e della specialità, della quale ovviamente ci facciamo carico non solo come istituzione del Consiglio regionale, ma credo come cittadini e come appartenenti di questa regione. Dobbiamo tutti voler bene e riconoscere ovviamente la grande conquista e condividere assieme quello che è la prospettiva che un'autonomia speciale inserita in chiave europea, e già al tempo si riuscì in qualche maniera a prefigurare quello che poi è stato un ruolo importante che la Regione ha svolto durante i periodi più difficili della corrida di ferro e oggi nella dimensione dell'Unione Europea, in questo ruolo, in questa propensione e in questa capacità di condividere culture, storie, identità nella chiave, nella logica dei rapporti. Chiudiamo qui questa seduta del Consiglio, ovviamente con gli ospiti, e inauguriamo idealmente questa mostra che sta nei passi perduti, nello spazio appena all'uscita, che ricorda con immagini fotografiche quei momenti e ovviamente ricorda la figura di Tiziano Tessitori. Grazie a voi e buona giornata.